Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. La rissa che ha spinto Paolo Taormina fuori dal suo pub a Palermo forse era una messa in scena per attirarlo in trappola. È l'ipotesi degli investigatori che adesso indagano per premeditazione. L'assassino Gaetano Maranzano, ripreso dalle telecamere mentre beve una birra al chiosco dopo aver sparato e ucciso. Cercava una badante, ma per farne quello che voleva. A Palaconia un sessantenne è stato arrestato per aver sequestrato e violentato per un mese una donna rumena che si era presentata in casa sua rispondendo ad un annuncio di lavoro che celava invece l'orrore. Martina Patti era cosciente quando ha ucciso a coltellate la figlia, Elena, di quasi 5 anni. Per gli psichiatri nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, la donna era al momento dei fatti capace di intendere e di volere e può dunque partecipare coscientemente al processo. Schiacciato da 2 lastre di vetro a San Giovanni La Punta, morto un operaio lavoratore occasionale, 15ª vittima sul lavoro quest'anno nel catanese. Il presidente Mattarella, urgente intervenire, non arrendersi di fronte alla sequela di incidenti e decessi. Catania ha scoperto dalla polizia un deposito di droga nel quartiere di San Cristoforo, un arresto, sequestrati 30 kg di marijuana, valore stimato nel mercato clandestino 300.000 euro. A Favara la famiglia di Marianna Bello, morta travolta dalla furia dell'acqua, chiede perché erano aperte le grate del collettore dove la donna è stata trascinata. La magistratura indaga per omicidio colposo. A Catania volontari distribuiti in squadre fanno il censimento dei senza tetto. Sono una 70ina in città. L'Unione Europea vuole restituire a tutti casa e condizioni dignitose entro 5 anni. Calcio, il Catania si gode il momento d'oro, entusiasmo travolgente del pubblico, società pronta a insistere per Torre del Grifo, squadra che cresce partita dopo partita. Bentrovati di nuovo per questa edizione del telegiornale. In apertura torniamo sull'omicidio di Paolo Taormina perché i sospetti degli investigatori sono che la vittima forse è stata attirata fuori con una trappola, ovvero una finta rissa. Dopo l'omicidio Maranzano e i suoi amici sono andati poi a bere una birra al Borgo Vecchio. Marco Gulla. Gli investigatori che lavorano incessantemente sull'omicidio di Paolo Taormina hanno un sospetto, ovvero che la discussione che avrebbe spinto il 21enne a uscire fuori dal locale della sua famiglia sia stata una trappola. Quindi nessuna rissa, nessuna lite, ma solo una finta discussione per indurre la vittima ad andare all'esterno del pub. È quanto ipotizzano gli inquirenti che stanno cercando di mettere insieme gli ultimi tasselli dell'omicidio del 21enne assassinato la notte tra l'11 e il 18 ottobre nel cuore della movida palermitana. Significative potrebbero essere le dichiarazioni proprio del ragazzo picchiato, un testimone chiave. Le immagini delle videocamere della zona raccontano una storia diversa da quello che è emerso fino adesso, perché i protagonisti della presunta rissa, compreso il giovane che sarebbe stato preso a schiaffi dagli amici dell'omicida, fino a un attimo prima dell'intervento di Taormina ridevano e chiacchieravano. Se l'ipotesi fosse confermata, Maranzano rischierebbe anche l'aggravante della premeditazione, oltre a quella dei futili motivi che già gli è stata contestata. Intanto, dopo l'omicidio, il 28enne dello Zen, assieme ad altri amici, si sono recati in un chiosco del Borgo Vecchio a bere una birra. Poi Maranzano è andato a casa della madre, a cui avrebbe confessato l'assassinio, e poi nell'abitazione della compagna, dove l'hanno trovato i carabinieri. Ecco, lo avete sentito, le indagini continuano. Intanto è uscita una notizia dell'ultima ora perché c'è un nuovo indagato per l'omicidio appunto di Paolo Taormina ed è un giovane che ha reso false informazioni ai PM. Nel video che ha ripreso l'omicidio appunto si vede questo ragazzo mentre picchia un altro ragazzo che si allontana poi dalla scena del delitto ed è a lui che l'assassino Gaetano Maranzano
prima di essere arrestato consegna i gioielli che indossava al momento dell'omicidio per evitare di essere riconosciuto. Oggi, interrogato dal PM, Vincenzo Viviano è stato iscritto nel registro degli indagati per false informazioni al PM ed è il quinto amico del 28enne dello Zen ad essere accusato di aver mentito ai magistrati che stanno cercando di accertare se dopo l'assassinio e la fuga in scooter l'indagato sia stato appunto aiutato, e quindi sicuramente emergeranno altre notizie nel corso dei prossimi giorni. Andiamo adesso a Palagonia per una storia dell'orrore. Siamo in provincia di Catania. Una donna romena di 44 anni risponde ad un annuncio per fare la badante, ma in realtà quell'annuncio è una trappola, perché la donna è stata sequestrata in casa e violentata per un mese da un sessantenne che adesso è stato arrestato. Sentiamo Desira Ferlito. Risponde a un annuncio per badante, ma è una trappola sessuale. La donna finisce preda di un orco, un sessantenne che prima la sequestra in casa e poi la violenta per un mese. Sembra la trama di un thriller, ma è successo davvero a Palagonia, in provincia di Catania. Protagonista di quest'incubo, una romena di 44 anni in cerca di lavoro, che avrebbe dovuto accudire un anziano. Ma l'annuncio era solo un pretesto per trovare una donna da abusare. A rivelarlo lo stesso aguzzino: non c'è nessun anziano da accudire, avrebbe detto alla donna che si era recata all'appuntamento per un colloquio di lavoro. La 44enne non ha avuto il tempo di scappare. L'aguzzino l'ha immediatamente privata del cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto. Per un mese la donna, madre di una bambina di 12 anni, sarebbe stata chiusa in casa, violentata e picchiata. L'occasione di fuggire si è materializzata quando il sessantenne è uscito da casa senza il cellulare, dal quale la donna ha inviato un messaggio di aiuto a una sua amica, che ha avvertito i carabinieri, ai quali l'uomo ha dichiarato di vivere in compagnia della propria convivente. Ma a quel punto la vittima è corsa dai militari chiedendo aiuto. Le visite mediche all'ospedale di Caltagirone, cui la romena è stata sottoposta, hanno accertato la compatibilità delle lesioni fisiche e psicologiche con la violenza sessuale. L'uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona. Martina Patti era cosciente quando ha ucciso a coltellate la figlia Elena. Vi ricorderete questa terribile storia. Non aveva ancora 5 anni e poi ha occultato il cadavere fingendo un sequestro. È quello che dicono adesso gli psichiatri nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, che sostengono dunque che la donna può partecipare coscientemente al processo. Vediamo. Uccise la figlia Elena di appena 4 anni a Mascalucia e finse il sequestro. Per i periti Martina Patti è imputabile. Per gli psichiatri nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, la donna, già condannata in primo grado nel 2024 a 30 anni di reclusione, al momento dell'omicidio era infatti capace di intendere e di volere. Ha un disturbo della personalità non grave, ma può partecipare coscientemente al processo. Di sicuro l'imputata, scrivono i periti, ha mantenuto un sufficiente livello di coscienza e di consapevolezza critica delle proprie azioni immediatamente dopo l'omicidio. Subito dopo si recò a casa per lavarsi e cambiarsi d'abito. A seguire telefonò alle persone significative. Non mostrò mai disorientamento o confusione. Successivamente guidò sino a casa dei genitori per poi fornire una falsa ricostruzione. Per i due periti non ci sono elementi per ipotizzare la sussistenza di un disturbo di coscienza anche temporaneo. Il processo è stato aggiornato al prossimo 4 novembre. Il giorno dopo la morte sul lavoro dell'operaio del Congo nella vetreria di San Giovanni La Punta. Chi lo conosceva dice era una persona che si spendeva per gli altri, fuori pericolo il suo collega coinvolto nell'incidente, il monito di Mattarella. Urgente intervenire. Giusy Lazzaro. Romano era una persona sempre col sorriso, sempre, anche nelle situazioni peggiori io l'ho sempre visto sorridente, lui e sua moglie e suo figlio che oggi ha 21 anni. Uno che si spendeva per gli altri. Lo chiamavano tutti Romano. Romain Lang Supasi 20 anni fa era arrivato a Catania dal Congo. Ieri è morto schiacciato da un'enorme lastra di vetro mentre lavorava in un'azienda a San Giovanni La Punta nel Catanese. Con lui è rimasto ferito un altro operaio ricoverato al Policlinico per la frattura della tibia, ma non è in pericolo di vita. Romano aveva fatto di tutto, dal lavapiatti al manovale, e viveva la precarietà dell'operaio occasionale. Ma si deve
capire, sarà l'indagine avviata dalla Procura di Catania, da chi era stato assunto, se dalla vetreria o dall'azienda di tende di Tremestieri Etneo, e si dovrà anche accertare se ci saranno state responsabilità da parte di queste aziende. Poi c'è il nodo della sicurezza che pesa sulle morti sul lavoro, 15 solo a Catania dall'inizio dell'anno. Diciamo che abbiamo una situazione di illegalità diffusa, ma non solo in tutti i settori. Gli imprenditori vedono la sicurezza come un costo accessorio. Più volte il Presidente della Repubblica Mattarella ha ammonito di non arrendersi di fronte alla sequela di incidenti e decessi ed è urgente intervenire. I sindacati con la UIL chiedono che bisogna aiutare anche i familiari delle vittime di questa strage quotidiana. A Catania ha scoperto un deposito di droga in un garage di San Cristoforo. La polizia ha arrestato un 45enne trovato con 30 kg di marijuana del valore di 300.000 euro. Emanuela Corsi. All'esterno sembrava un normalissimo garage, all'interno invece era un deposito di droga, attorno al quale ruotava un giro d'affari da oltre 1 milione di euro. La polizia di Catania ha arrestato un 45enne del luogo trovato con 30 kg di marijuana del valore di circa 300.000 euro. Ancora una volta i controlli delle forze dell'ordine si sono concentrati nel quartiere di San Cristoforo, una tra le principali piazze di spaccio del capoluogo etneo. Alcuni giorni prima gli agenti avevano notato un sospetto via vai di scooter nei pressi di un garage di via Viadotto. Nel corso del pattugliamento della zona gli agenti hanno fermato e sottoposto a controllo il 45enne che usciva dal garage sospetto con la propria autovettura, all'interno della quale hanno trovato 5 grosse buste che contenevano oltre 5,5 kg di marijuana. A quel punto i poliziotti hanno esteso il controllo anche all'interno del garage, trasformato in un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga. In queste immagini vediamo uno degli agenti, durante la perquisizione, che tira fuori dagli scatoloni 22 buste, contenenti quasi 24 kg di marijuana, nonché materiale per il confezionamento. I poliziotti hanno trovato anche 150 buste di plastica vuote, con alcuni residui di erba e cocaina al loro interno, identiche a quelle rinvenute con la droga. Elemento che ha fatto presumere che il giro d'affari illegale potesse superare il 1,5 milioni di euro. A Favara adesso, dove la famiglia di Marianna Bello, travolta dalla furia dell'acqua, continua a chiedere verità per accertare eventuali responsabilità. Le grate del collettore dove è finita erano aperte. La magistratura indaga per omicidio colposo. Davide Sardo. A Favara resta la richiesta di verità. La famiglia di Marianna Bello, la giovane mamma travolta dalla furia dell'acqua il 1° ottobre, attraverso il proprio legale chiede che si faccia piena luce sulla tragedia. L'avvocato Salvatore Cusumano, insieme al marito e alla sorella di Marianna, aveva già sottolineato in conferenza stampa l'esigenza di accertare eventuali responsabilità, non fermandosi al dolore, ma comprendendo le cause e le eventuali omissioni che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Ringraziamo anche il procuratore capo per il suo intervento, per il suo arrivo sui luoghi, perché credo che sia fondamentale rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, e quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale, e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Secondo le prime verifiche, al momento della tragedia le grate del convogliatore erano aperte e proprio da lì l'acqua avrebbe travolto la giovane mamma. Una indagine complessa che dovrà stabilire se quella tragedia poteva essere evitata e se vi siano responsabilità umane dietro la furia dell'acqua che ha spezzato la vita di Marianna Bello. Andiamo a Ragusa, dove è incominciato il processo Mare Ionio. Sul banco degli imputati 6 attivisti dell'omonima nave dell'organizzazione mediterranea Saving Humans, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Al loro fianco Mediterranea Libera e CGIL Sicilia. Veronica Barbarino.
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è l'accusa contestata ai 6 attivisti della Mare Ionio, nave della Mediterranea Saving Human, che 5 anni fa salvarono 27 naufraghi rimasti bloccati per 38 giorni a bordo della petroliera danese Maersk Etienne e poi sbarcati a Pozzallo nel Ragusano. L'udienza di oggi riaccende il dibattito sul confine tra solidarietà e reato. A far scattare l'inchiesta, lo ricordiamo, la donazione di 125.000 euro che la compagnia danese fece 3 mesi dopo a sostegno del soccorso civile in mare. La ONG respinge ogni accusa e parla di una macchina del fango contro chi salva vite umane. Le eccezioni di questa mattina, sollevate finalmente davanti a un giudice, consentono anche di capire come è nato marcio questo processo, quanto sia una volontà politica e non una questione di diritto quello che sta accadendo. Noi siamo processati perché soccorriamo persone in mare. Solidarietà e vicinanza ai 6 imputati arriva da Mediterranea, Libera e CGIL Sicilia, presenti in aula. Siamo accanto a Mediterranea perché riteniamo che questo sia un processo fortemente ingiusto. A mare ci sono vite umane da salvare. La CGIL sarà sempre accanto a coloro i quali salvano le vite umane. Se l'umanità è reato e la disumanità è ragione di Stato, siamo alla fine dell'etica. Stiamo abdicando a tutti i principi della democrazia e della nostra Costituzione. Il processo Mare Ionio si preannuncia lungo e complesso, ma importante per stabilire se salvare vite in mare possa davvero essere un reato. La politica adesso con i movimenti di Cateno De Luca, che a Messina annuncia già il candidato sindaco per il 2027, ma senza escludere elezioni anticipate, una scelta che impatterebbe anche sulle strategie regionali. Sentiamo Francesco Triolo. A Messina è stata considerata quasi una sorpresa. Federico Basile sarà ancora il candidato sindaco di Sud Chiama Nord. Il partito di Cateno De Luca correrà per la riconferma e dalle voci circolate nelle ultime settimane non era una cosa scontata, non perché non avesse fatto bene, ma perché si faceva insistente l'ipotesi che De Luca potesse essere il candidato a tornare sulla poltrona di sindaco di Messina con Basile dirottato a Palermo. Così non sarà, almeno stando alle parole di oggi, e De Luca lancia un messaggio anche agli alleati. Chi ci vuole stare ci sta in quest'ottica, non c'è nessuna seduta spiritica che può essere tradotta in termini pratici in trattative politiche che possa riguardare la città di Messina. Messina non si tocca, lo sguardo è già rivolto al 2027, anche se la possibilità che le elezioni possano tenersi prima non è da scartare. Non mettiamo limite alla provvidenza, noi abbiamo anche già lanciato la strategia di organizzazione elettorale, perché è ovvio che in ambito regionale e nazionale ci possono essere dinamiche che magari possono portare anche Messina ad elezioni anticipate. E per questo sono state già annunciate 2 delle 5 liste che sosterranno Basile, se non è già campagna elettorale. Questa gli somiglia tantissimo. Le lunghe liste d'attesa nella sanità in Sicilia accendono lo scontro all'interno della Lega. Zaia attacca il governo Schifani, gli risponde San Martino. La controposizione è tra chi vorrebbe tornare al partito delle origini e chi invece abbraccia le idee di Salvini, che sogna una Lega ampia e nazionale. Il punto da Adelaide Barbadallo. I ritardi e le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia accendono il dibattito e lo scontro politico all'interno della Lega. Ad innescare la miccia è il caso di 2 coniugi di Gela che si sono trasferiti a Treviso per avere cure tempestive per un linfoma. È immorale chi amministra, attacca il leghista e governatore del Veneto Luca Zaia, qualche domanda se la dovrebbe pure fare. Il presidente della regione Schifani tace, al suo posto risponde il vicepresidente Luca San Martino, uomo della Lega. Ricordo a Zaia che molti medici che operano in Veneto sono siciliani e che nel periodo di Covid gli ospedali del sud, mentre quelli del nord scoppiavano, hanno curato i loro pazienti. Sulla questione interviene da Bruxelles l'eurodeputato Raffaele Stancanelli. Noi siciliani dovremmo essere preoccupati perché questo turismo sanitario che costa moltissimo alla regione e che non risolve i problemi anche dei pendolari, per cui ha posto un problema serio
di cui i governi dovrebbero prendere atto, e non è un problema di questo o dell'altro governo. Purtroppo il turismo sanitario in Sicilia, che costa, ripeto, moltissimo, è un problema che risale a tanti e tanti anni. Lo scontro, tutto politico, si consuma all'interno della Lega e vede contrapposti i puristi del ritorno alle origini, le cui radici sono al nord, e il partito ampio e nazionale voluto da Salvini. Partita a Catania la conta europea dei senza fissa dimora. In città sono circa 70 le persone che vivono in strada. L'iniziativa organizzata dal Comune e dall'Università si propone, secondo una direttiva della Commissione europea, di azzerare il fenomeno dei senza tetto entro il 2030. Vediamo. Al calare della sera a Catania un centinaio di volontari distribuiti in squadre sono partiti alla ricerca dei senza tetto. Cartine in mano perlustrano aree specifiche. La città per il secondo anno partecipa alla conta europea delle persone senza dimora. Obiettivo: azzerare entro il 2030 il fenomeno di quanti vivono per strada. Sono circa 70 le persone che vivono in giacigli di fortuna. Ci uniamo alla squadra che si è data appuntamento alla locanda del Samaritano. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Università di Catania. Per noi è importante come amministrazione comunale perché ci orienta a quelle che sono la lettura del bisogno che noi conosciamo. Molti volontari conoscono già alcuni senza fissa dimora. Noi seguiamo i soggetti più fragili, quindi anche i malati mentali, cercando di tutelarli anche con la nomina dell'amministratore di sostegno. Si parte. Ci dirigiamo con i volontari della Croce Rossa e del Centro Astalli alla Villa Bellini, per poi perlustrare le vie adiacenti. C'è un questionario da compilare, ma non tutti i senza fissa dimora hanno voglia di rispondere alle domande dei volontari. In certi casi è possibile con molta delicatezza, sempre, senza nessuna pressione. E in altri è molto più difficile anche per le condizioni oggettive a volte delle persone. Nessun senza fissa dimora è stato trovato alla villa. In via Etnea, quando ancora i negozi sono aperti, qualcuno già dorme, altri hanno appena sistemato il loro giaciglio. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Ritorniamo in studio, movimento positivo per il Catania, il pubblico è tutto con i rossazzurri, la squadra dà segnali di crescita costanti e attende il Benevento per il nuovo big match. La società vuole rinnovare l'interesse per Torre del Grifo, ma ci racconta tutto in questo servizio Marco Carli. Le immagini del Massimino stracolmo con la Salernitana sono ancora negli occhi di tutti e già Catania si prepara a fare il bis. Con il Benevento si vedrà lo stesso scenario, i biglietti delle due curve sono già andati esauriti e la Lega Pro fa bene sui propri canali social a sottolineare il colpo d'occhio inusuale per la C, ma anche per molte piazze di B e di Serie A. E il Massimino sarà fra gli stadi che ospiterà dal 12 al 18 novembre il gruppo 9 della prima fase della qualificazione all'Europeo Under 19. L'Italia debutterà mercoledì 12 allo stadio AC Galatea di Acirale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 la Bosnia-Erzegovina e martedì 18 la Polonia, proprio a Catania. Insomma, la febbre di grande calcio avvolge la città da sempre. Toscano ha notato ancora di più con la Salernitana quanto sia decisivo l'intento comune, quello che in questo momento sembra evidente anche nella sua squadra. Una squadra che dopo il recupero di alcuni infortunati ha alzato il livello in modo esponenziale. È tornato Rolfini e ha fatto vedere di essere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto alle altre punte. C'è Aloi, guardare per credere come è entrato in campo con la Salernitana. Torna Caturano che dovrebbe essere impiegabile con il Benevento. C'è Gherardi che ha l'accordo per il prolungamento e poi c'è la società che continua a mostrare interesse per Torre del Grifo e dopo la call di lunedì pensa a formulare un rilancio, scadenza giovedì alle 12. Qualora una delle due parti, l'altra è la società Aurora, dovesse depositare un'offerta nell'ultimo quarto d'ora, si darebbe l'opportunità di 60 minuti di tempo per presentare un eventuale ultimo rilancio. Dal 24 al 30 anche altri soggetti potranno formulare una nuova offerta a patto che sia almeno del 10% superiore a quella del prezzo di aggiudicazione. Il centrocampista del Catania, Alessandro Raimo, si è sottoposto a ulteriori controlli medici che hanno scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. L'atleta seguirà un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Con questa notizia ci fermiamo ancora per una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo.
Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia appena battuta dalle agenzie, perché per il GIP Martina Gentile era nella cerchia ristretta delle persone vicine a Matteo Messina Denaro. Non appare credibile che Martina Gentile abbia preso della relazione esistente tra la madre e Messina Denaro solo dopo l'arresto della Bonafede. È uno dei passaggi, delle motivazioni della sentenza con cui il GIP di Palermo ha condannato Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante del boss Matteo Messina Denaro, a 4 anni e 8 mesi per favoreggiamento e procurata in osservanza della pena aggravati. Bene, e con questa notizia è tutto, noi ci fermiamo qua. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.